l'ultimo lavoro del maestro nella cornice di un'arena sempre amata. La stagione operistica che si apre in Mondovisione per la Traviata di Giuseppe Verdi nell'allestimento di Franco Zeffirelli a pochi giorni dalla morte del regista. E quel funerale nel preludio è come un cerchio che si chiude nell'atmosfera magica dell'Arena di Verona. Una prima di emozioni davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella, tornato a Verona per assistere all'evento. Tutto questo è stato un ricordo eccellente del maestro Zeffirelli, un modo di ricordarlo veramente così come lui sarebbe piaciuto. Daniel Oren dirige un'orchestra e un coro perfetti nell'allestimento quasi cinematografico ideato da Zeffirelli. Il maestro ha amato l'Arena e quest'opera in particolare. L'Arena di Verona rende affascinante ogni rappresentazione, ma questa è stata una esecuzione della Traviata di straordinaria bellezza, davvero di grande livello artistico. Una serata da standing ovation, l'ultimo regalo di Franco Zeffirelli, l'ultimo sogno di un visionario.